Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora i tempi supplementari del circo Propal vanno in scena stasera a Udine e è una metafora, come dire, che aderisce molto alla realtà, perché stasera a Udine c'è una partita di calcio Italia-Israele valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Questo nel calendario di chi vive nella realtà. Ma nel calendario di questi di questi gruppi Propal che sono imprigionati in un altro spazio-tempo, c'è l'ennesima puntata della loro baracconata ideologica, ormai che non solo che prescinde dalla realtà come era anche prima, ma ormai che chiaramente contraddice la realtà. Cioè stasera Udine viene sequestrata da un altro spazio-tempo, da un buco nero della cronaca. È un fenomeno della fisica più che della politica, cioè siamo in un universo parallelo dove valgono altre logiche e si parla evidentemente un altro linguaggio. Il corteo, ma corteo temiamo che sia un'espressione ottimistica, diciamo, la gazzarra organizzata o disorganizzata annunciata è in capo al Comitato per la Palestina di Udine, questa fondamentale organizzazione che da giorni sta chiamando a raccolta, sta annunciando iniziative, la squadra israeliana sarà sostanzialmente blindata in un albergo. Questo comitato ha fatto rimostranze perché la squadra israeliana è alloggiata in un albergo del centro, cioè volevano metterla, non so, in periferia o in uno scantinato che non sia un albergo. Non so quale sia il problema che i calciatori israeliani dormono in un albergo della città in cui giocano. Ma al di là di questo, veramente il paradosso della fisica più che della politica lo rende perfettamente questo Comitato per la Palestina di Udine, che ha spiegato all'agenzia La Presse le ragioni, tra virgolette, di questa gazzarra annunciata. Di fronte all'osservazione elementare che ieri è successo qualcosina di non del tutto secondario, no? Cioè la pace e il ridisegno del Medio Oriente all'insegna di un accordo che coinvolge attori che fino a ieri erano rivali se non nemici, e che reimposta l'area attorno a un alfabeto condiviso di pace e prosperità. Ebbene, rullo di tamburi, il Comitato per la Palestina di Udine la pensa così. Non cambia niente per noi. La manifestazione si basa su una serie di rivendicazioni che ad oggi non si sono realizzate. La sospensione della partita, e certo, no, questa è una falla gravissima degli accordi di Sharm el Sheikh. Non hanno sospeso la partita di Udine, hanno sospeso la guerra, sono tornati a casa gli ostaggi, sono stati liberati dei prigionieri palestinesi, si è ufficializzata la ricostruzione, peraltro a guida anzitutto degli stati arabi del Golfo, però non hanno sospeso la partita di Udine. Ci rendiamo conto che hanno avuto una percezione bizzarra delle priorità Sharm el Sheikh. L'esclusione di Israele dall'UEFA, è come dire il nome appunto di questo nuovo clima di accordo e di pace. Ci sembra la decisione assolutamente intelligente da mettere sul tavolo. La fine della complicità sia della FIGC che più in generale delle istituzioni locali e nazionali nei confronti di Israele. Ma di che diavolo di complicità stanno parlando questi signori? Cioè accusino di complicità con Israele l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia, che hanno non solo firmato ma preparato e impostato diplomaticamente la pace con Israele, ma accusino di complicità Hamas, che questa pace l'ha firmata, che infine gli ostaggi li ha liberati esclusivamente per una esigenza di sopravvivenza fisica, essendo una banda di orrendi tagliagole. Ma questi signori del Comitato Pro Palestina di Udine, con un atto veramente di dadaismo, scavalcano Hamas, accusano di complicità Hamas, perché l'accordo con Israele l'ha fatto. Siamo francamente oltre ogni capacità anche di articolare una tesi. La partita va annullata, ovviamente ribadisce questo comitato, e ci informa che mentre a Udine si giocherà Italia e Israele, noi saremo in un altro campo ma dalla parte giusta.
abbiamo organizzato a Roma la prima partita simbolica per i diritti umani. Quindi una partita simbolica per i diritti umani sarà una manifestazione, immaginiamo, a favore dell'unica democrazia del Medio Oriente dove questi diritti umani sono presidiati. Ma va, ovviamente, è l'opposto, ovviamente, per cui artisti, esponenti del mondo dello spettacolo, bella gente a vario titolo, e la marea popolare che in nome della Palestina libera ha bloccato tutto, quindi questo è il milieu, si uniranno in un'unica voce che chiede lo stop al genocidio, lo stop al genocidio, ma qualcuno li deve scuotere, si devono svegliare, è un caso di coma collettivo, è un paradosso della fisica, o forse, o meglio, è un paradosso dell'ideologia, cioè questi gruppi propalli italiani sono gli unici che sproloquiano ancora di genocidio, quando ha ammesso e non concesso che l'espressione avesse senso nella fase precedente. Dopo lo spartiacque storico di ieri, le armi stanno tacendo. Al massimo, se proprio vogliamo, c'è Hamas che sta perseguitando e uccidendo dei dissidenti palestinesi e sta approfittando di questi giorni per saldare dei conti nella striscia. Ma quello ovviamente sono palestinesi uccisi da Hamas, quindi che valgono meno, diciamo, per loro signori. Lo stop al genocidio. Capite che stasera Udine è in un altro spazio-tempo. Speriamo davvero che siano i tempi supplementari di questo circo indecoroso e che non si vada ai calci di rigore. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.